Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riserva questo sabato 21 marzo 2020 e cosa possiamo aspettarci dalle costellazioni in questo giorno e dalla luna che li attraversa. Prima però di continuare con questo approfondimento vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questo giorno governato da Saturno è un giorno che ci porterà un pochino di malinconia. Saturno sapete che è il vecchio saggio, ma è anche il guardiano della soglia, dunque ci mette davanti sempre a delle riflessioni e a dei momenti di introversione. Può generare in noi degli stati di malinconia e in una giornata in cui sussiste il doppio fluido di Ariete è possibile appunto che qualcuno non regga tantissimo alla pressione che subisce da questo periodo storico. Dunque occhio, perché probabilmente possono esserci degli stati di nervosismo in più e probabilmente qualcuno a casa avrà bisogno di essere supportato maggiormente o incoraggiato. E ad ogni modo è un periodo di incostanza, cioè si passa in questa giornata chiaramente, si passa da momenti di grande fede a momenti di grandi dubbi, preoccupazioni, timori, e sono proprio le costellazioni in gioco oggi che ci sottopongono a queste fasi altalenanti, alternate come la corrente, un po' a fasi alterne. Dunque armiamoci di santa pazienza, cerchiamo di mettere a frutto questo periodo per imporre un'osservazione, per guardarci dentro. Oggi Saturno ci rende questo compito molto più favorevole, anzi in questo modo andiamo ad esorcizzare i simboli e gli influssi che Saturno può riversare su di noi, creando appunto questi stati di malessere e di solitudine, quasi abbandono. Dunque, come si reagisce quando ci sono dei simboli da esorcizzare? Conoscendo qual è il ramo o il raggio d'azione con il quale si manifestano e quali sono gli ambiti della nostra esistenza su cui si riversano, noi anticipiamo usando a nostro vantaggio queste forze astrali. Dunque, di conseguenza, se sappiamo che un periodo non è proficuo per l'azione, lo usiamo per lo studio, per l'autoanalisi, l'indagine, per l'interiorità, per sondare i meandri della nostra anima. Se invece ci sono periodi più propensi per l'azione, dove c'è magari la spinta propulsiva del fuoco, allora chiaramente sfrutteremo questa spinta per nuove realizzazioni o nuove imprese. Dunque sta a noi sfruttare le potenzialità che gli astri ci offrono e metterli a segno. Cioè una delle principali prove del nostro stare a questo mondo sta proprio nel ottimizzare e nel vedere sempre un'opportunità nelle cose che ci succedono. E in effetti non esistono delle prove, certo esistono delle prove, assolutamente, non voglio dire che non ci siano cose veramente dolorose o che siano al di là della soglia di tolleranza accettabile o comprensibile dell'essere umano, ma in situazioni contingenti come questa si fa di necessità virtù. Sfruttiamo per leggere quel libro che non leggevamo da tempo, che era lì che ci aspettava, per finire qualche altro progetto che abbiamo rimandato, magari quel libro che avevamo iniziato a scrivere, che avevamo approntato e mai concluso. È tempo dunque con Saturno e questi influssi che coniugano non solo il dominio mensile Ariete, ma anche questa costellazione visitata per la prima volta, dunque la stella Capo Pesci. Ecco, cerchiamo di mettere a frutto con un certo opportunismo in un piano a lungo termine. È chiaro che, perché parlavo di giornata altalenante oggi? Perché Ariete lo troviamo sia nel dominio mensile, dunque nel mese e per tutto il mese di marzo ancora, ma anche in seconda posizione, vale a dire la posizione di opposizione.
Ecco, questa opposizione può portare effettivamente dei grattacapi in più, ma attenzione, vi ho detto che era di secondo fluido questa Ariete, è questo che merita una ancora maggiore attenzione a questi sbalzi di umore, ma soprattutto a dei momenti di impulsività e di sovrareazione, che magari è questa classica esplosione arietina. Per chi conosce un pochettino i valori astrologici sa che Ariete in 5 minuti distrugge tutto quello di buono che ha fatto negli anni, è in grado di portare a zero, fare tabula rasa in 5 minuti di sfuriata furibonda. Poi dopo si riallinea e chiede ma che cosa ho fatto, non si rende conto. Dunque cerchiamo di contenere la possibilità che questo influsso si manifesti. Come facciamo? Dunque anticipiamo, invece di aspettare che la frustrazione ci colga o che qualcosa ci destabilizzi, magari qualche piccolo imprevisto, anche magari più di piccolo, e usiamo le forze saturnine per guardarci dentro, per capire quali sono i meccanismi che ci fanno scattare e per pianificare sul lungo periodo delle strategie vincenti. Bene, detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube, e se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi ci troviamo qui con le previsioni per domenica 22 marzo e dunque vi saluto, a presto dalla vostra Ilde.